A fine agosto dovrebbero arrivare in via Ragusa Mogliano Veneto alcune richiedenti asilo, così l'amministrazione comunale aveva fatto sapere di aver aderito allo SPRAR, una questione che aveva già sollevato diverse polemiche. Ed ora il consigliere Giovanni Azzolini tuona: l'adesione allo SPRAR è nulla per la legge, mancando la ratifica del progetto da parte del Consiglio Comunale, per cui i profughi non potranno essere accolti in modo legittimo nell'alloggio di via Ragusa. Inoltre la cooperativa, ha aggiunto, non aveva sottoscritto alcun contratto di locazione nell'alloggio in questione, requisito fondamentale alla data in cui ha vinto il bando. Insomma, la questione, che continua ad infiammare gli animi, verrà discussa la sera del 28 luglio in Consiglio in una sessione straordinaria. L'integrazione, aggiunge, non può essere un processo calato dall'alto, ma deve partire dal basso, coinvolgendo e convincendo tutte le strutture della democrazia locale, dal condominio alle associazioni di volontariato al Consiglio Comunale. Gli fa eco anche Giuseppe Canova della Lega Nord dal 2015, quando il sindaco Arena ha annunciato la sua personale adesione all'accoglienza diffusa. Un solo moglianese su 30.000 abitanti ha dato la disponibilità del proprio alloggio. A Mogliano sono migliaia gli alloggi sfitti, quindi i moglianesi hanno reputato quantomeno affidabile la proposta del sindaco. Lega Nord e gli Azzolini chiedono un passo indietro dell'amministrazione comunale. La questione rimane più che mai rovente.